Mi chiamo Antonella Barina e porto i saluti del Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto, Gianluca Amadori, a questo importante convegno che per la categoria dei giornalisti ha anche valenza di corso di formazione. I giornalisti e le giornaliste come me cercano anche qui, come in altre occasioni, un modo diverso per avvicinarsi al tema della morte che impera sulle nostre pagine e sui nostri schermi. È evidente che qui, oggi, siamo di fronte ad una svolta epocale. Con la gestione domiciliare del fine vita ci si riappropria della morte. A differenza del movimento per una nascita naturale, quando madri e padri si riappropriavano dell'evento parto, vivendo a volte in casa la nascita delle proprie creature, stavolta la spinta all'umanizzazione viene più che dal basso, dall'alto. Possiamo ascrivere questa svolta tra gli effetti positivi della crisi economica, anche se facilmente il suo peso, il peso della cura, graverà soprattutto sulle donne e tra queste su quelle che lavorano anche fuori casa. Il mondo sta cambiando. Nonostante tutto, speriamo ancora in meglio. È come se si smontasse il modello dominante della catena di montaggio. I neonati oggi possono stare vicini alle madri fin dalle prime ore di vita. La piuma dell'anima potrà staccarsi dal corpo nell'ambiente che più le è familiare. Nell'industria alimentare il biologico cresce a livelli inauditi, il 21% in più nel primo semestre 2016. E certo, le drammatiche esperienze oncologiche hanno un ruolo in questa crescita. Sono spunti che i media possono raccogliere, esercitando il proprio ruolo nel verificare la qualità del cambiamento. Qui, in particolare, va festeggiato l'incontro tra i medici del corpo e i medici della psiche, che hanno imparato a dialogare tra loro. È la strada giusta. Stanno imparando a sostenersi a vicenda nel difficile compito di sostenere gli altri. Ora è tempo di sentire. Non solo il corpo, per i medici del corpo, non solo la psiche, per quelli della psiche, di sentire integralmente. Non solo la cartella clinica, gli occhi, non solo la parola, la pelle. Insieme vanno a incontrare il terzo incomodo, il familiare, quasi un ostacolo quando con ansia o lagnanza in corsia chiede informazioni. Entrano nel suo spazio. La morte sacralizza lo spazio scenico della casa. Diventano importanti i gesti, preziosi gli attimi, significativi i respiri. Entrate con passi lievi. È lo spazio dei familiari, i caregiver, quelli che prestano le cure, preparati o ignoranti di quel che serve, di quello che è consentito, di quello che lui o lei voleva, di quello che è illegale, di dov'è il confine tra morte e vita, di cosa è meglio, qual è il male minore, dov'è il bene, dov'è il male. Mentre la candela si va spegnendo, porta a nuova luce episodi dell'infanzia, i passaggi bui dell'essere diventati adulti e il senso dell'amore. Riuscirà il giornalismo a parlarne, che ci è sempre sfuggito, ora si apre a dimensioni inaspettate. I sogni parlano prepotenti, i segni, le coincidenze. Qualcuno si arrende, non giudicatelo. E la rabbia, che di solito sappiamo più o meno tenere a bada, ruggisce dentro, a tratti anche fuori, rischia di rompere quell'armonia efficace quanto una dose di sedativo. Sì, come per il parto, la questione non era solo di alleviare il dolore con un epidurale. Così ora non è possibile pensare che la soluzione sia solo farmacologica.
O pensare che il lutto cominci con la perdita definitiva di quel corpo che era lì disteso. Il lutto si elabora fin dalla prima notizia di malattia, fin dal primo segno di decadimento, di perdita dell'autonomia, ma lo si consuma o lo si rimuove nelle sale dell'INPS, scontrino in mano, di notte, quando si deve rifare il PIN cambiato per vostra sicurezza, quando non si sa che modulo scaricare dei 10 alla voce indicata, quando vengono ignorati i sintomi riferiti e si nega il certificato digitale che quegli altri richiedono, ma non sono sanzionabili, quando il datore di lavoro non dà i 3 giorni di legge, quando sparisce il denaro dal cassetto, la fede dal dito, la vestaglia, le ciabatte di plastica. E nessuno denuncia nessuno quando spariscono tutti i cuscini nuovi del reparto. Il lutto si raggruma dentro come un cancro inattaccabile quando dall'armadio di casa spariscono le lenzuola, un paio buono sopra, sotto gli stracci, i 1000 vili sotterfugi dei ladri. Quando il racket dà disposizione di erogare di nascosto sonniferi per cercare gli ori di casa e l'argenteria parte in camioncino sulla 4 verso Trieste. Quando il magistrato non ritiene di dover procedere, quando la scheda svama, il punteggio, la commissione, l'assistente sociale, il conflitto di competenze fra sociale e sanitario. Sono attimi, ore, giorni, settimane di assistenza e amore rubati a chi è in fin di vita. Sono i demoni presenti nel teatro domiciliare che i medici del corpo e della psiche possono scegliere di vedere o di ignorare. Sono i cancri e le malattie future di quelli che restano. Servirebbero solidarietà, ruolo testimoniale, coraggio nel denunciare, ma non si può pretenderlo. Ognuno deve fare la sua parte, esercitare fino in fondo la propria competenza. È la strada giusta. In questo il ruolo di infermiere e infermieri, ma anche degli operatori in appalto, stressati dai turni, mal pagati, scontenti, ma a volte competentissimi e già umani. Quel ruolo è fondamentale, è sostanziale. Pochi giorni fa in treno ho incontrato un infermiere giovane, era andato a Parigi a seguire un corso sull'assistenza domiciliare di fine vita. Per questo sono qui, perché per lui sì, lui sapeva che se il paziente non può più usare le mani, è inutile lasciare la bottiglia d'acqua tappata sul comodino. Lui sapeva che se il paziente non evacua, dopo 3 giorni va aiutato come le madri fanno con i neonati. Questa è la strada giusta. Viceversa, la ritenzione genera inappetenza, un esempio, la ritenzione genera inappetenza e questa motiva l'alimentazione forzata, il cui impianto gioverà il bilancio compromesso dell'istituto senza calcolare l'impatto delle crisi di rigetto. Poi, finalmente, li lasciano morire. Oltre al dolore per la corruzione del corpo e della mente, questi sono i fantasmi dietro agli occhi dei familiari. Non lamentiamoci sempre solo della stampa. A chi non fa paura il giornalismo investigativo? Delle volte per meglio prevedere e promuovere il dirigente preposto per sedare le voci e ci si precipita alle strutture e ai reparti che funzionano come sulle scialuppe del Titanic, sgomitando punteggi. Benvenuti, signori, nello spazio domiciliare. Ricordiamo però che non esistono solo gli oncologici. Lancio la sfida della demenza senile. Ma quello che oggi qui si festeggia è l'incontro dei medici, del corpo e della psiche con gli operatori e le operatrici dell'informazione, ricordando che anche per loro vale il motto che mano pietosa non cura la piaga. Perché, colleghi,
occuparci di questa tematica difficile e in fondo ancora marginale. Lo spegnersi lento non fa clamore. Se la persona è famosa, il coccodrillo, che è la biografia terminale, è già pronto. Se la persona è famosa. Il pubblico commenta, ma non era già morto? Allora perché occuparsene? Perché, care colleghe, cari colleghi, occupandocene, gettiamo le basi di come saremo trattati noi. Grazie.